Sardegna in tutta 1855. Giovanni Mariangio e chi che sono la posta orribile Giovanni Mariangio che sa cara modestamente Buongiorno a tutti. Provo una certa emozione a coordinare i lavori di questa giornata perché 22 anni fa, proprio qua a Bitti, io ricevevo il primo incarico annuale come docente di storia e filosofia. E voi sapete che quando uno riceve l'incarico annuale inizia proprio l'attività di docente. E quindi è con questo sentimento e con questa gratitudine che saluto gli alunni, i docenti del liceo Michelangelo Pila di Bitti e ovviamente gli alunni e il dirigente scolastico del liceo Asproni di Nuoro. Allora, come abbiamo visto nel video, oggi parleremo di Giorgio Asproni. Per quale ragione? Perché la regione Sardegna, dovete sapere, quest'anno ha associato Zadie de sa Sardegna, che è la festa del popolo sardo, proprio a Giorgio Asproni. Ne parleremo oggi con autorevoli docenti e ricercatori e con un bellissimo contributo che proporrà Domenico Ruio. Cerchiamo di fare il punto su Giorgio Asproni. Allora, Giorgio Asproni nasce a Bitti nel 1808. Siamo in piena età napoleonica. La Francia controllava quasi tutta l'Europa, Italia compresa, per cui i Savoia sono costretti per questa ragione a lasciare il Piemonte e a trasferirsi in Sardegna. Proprio in quegli anni, cioè quando la Sardegna ospitava la Casa Savoia, nasceva qua a Bitti, a Gorofai, a dire la verità, perché Gorofai ha sempre rivendicato l'autonomia da Bitti, anche se adesso è inglobata ovviamente da Bitti. Nasceva Giorgio Asproni. Qual era la Sardegna all'inizio dell'Ottocento? Come poteva essere la Sardegna all'inizio dell'Ottocento? Chi è arrivato oggi da Nuoro è arrivato facilmente a Bitti, percorso la 131, poi il tratto a scorrimento veloce è arrivato rapidissimo qua. Ma nel 1808, ragazzi, non c'erano i pullman, non c'erano i mezzi di locomozione, non c'erano le strade, c'erano delle mulattiere, ci si spostava col cavallo, col carro, per cui le strade erano quelle che noi conosciamo adesso come strade di campagna.
cosa avrà voluto dire all'inizio dell'Ottocento spostarsi da Pitti a Nuoro, oppure da Nuoro a Sassari, oppure ancora da Nuoro a Cagliari, oppure ancora da Nuoro e dalla Sardegna a Roma, poi a Genova e poi a Torino. Deve essere stata un'impresa in quel periodo. Eppure noi troviamo giovanissimo Giorgio Asproni a Nuoro, a Cagliari, a Sassari, a Roma, e a Genova e a Torino. E lui ne parla quando scrive, perché scriveva tantissimo, e quindi ha raccontato sempre quello che ha fatto. E per lui è normale dire: oggi a Roma ho incontrato Tizio, oggi a Torino ho incontrato Caio, come se niente fosse. In realtà le difficoltà erano oggettive anche per spostarsi in quel periodo, perché per lui quelle non sono stati degli ostacoli e delle difficoltà. Ma vedete ragazzi, la risposta è molto semplice, perché era animato da degli ideali e aveva delle ragioni molto più forti di quelle difficoltà, molto più forti. E allora la domanda è: quali erano queste ragioni che all'inizio dell'Ottocento gli hanno fatto fare tutto quello che ha fatto? Allora, ve ne richiamo due soltanto. Intanto l'amore per la libertà. Per noi adesso la libertà è una cosa scontata, ma lui è nato ai tempi in cui qua c'era la monarchia assoluta. Le libertà non esistevano, non erano concesse, se non quelle che per grazia il sovrano riconosceva. Vi ricordo che quando lui nasce qua a Pitti siamo a 19 anni dalla rivoluzione francese e da 32 anni dalla rivoluzione americana, rivoluzioni, come voi avete studiato, che sono state combattute proprio in nome della libertà. Per cui immaginate come avrà desiderato la libertà questo ragazzino che non poteva dire e scrivere nulla liberamente. Ma tant'è vero che appena avrà la possibilità di farlo inizierà a scrivere, diventando il giornalista, il direttore più noto, uno dei giornalisti più noti dell'Ottocento. Tant'è vero che a lui Mazzini affiderà la direzione, come abbiamo visto anche nel filmato, di uno dei giornali più autorevoli del tempo, del Popolo d'Italia. Quindi, primo valore che lo animava, la libertà. Il secondo valore che vi richiamo: l'amore e il desiderio della verità. La verità, per lui la verità era, la ricerca della verità era tutto, e per la verità lui ha realmente messo a repentaglio la vita, scampando a Nuoro nel 48 a un attentato. Perché ragazzi, chi dice la verità dà fastidio, è scomodo. Uno che dice la verità dà fastidio, va eliminato. Quello che hanno tentato di fare con lui, nel quale lui lascia Nuoro per questa ragione, va a Cagliari. A Cagliari però lo accolgono a braccia aperte, lo conoscevano, ma subito dopo lo vedremo allo stesso modo impegnato, protagonista proprio per l'unificazione italiana. L'Italia allora non esisteva, siamo nel 48, l'Italia è quella che era stata ridisegnata dal Congresso di Vienna, quello che voi avete studiato, e quindi era frammentata in tanti stati membri. Lui si renderà protagonista proprio dell'unificazione, correndo rischi notevoli evidentemente. E comunque il richiamo alla libertà lui lo ribadirà in Parlamento, dicendo un giorno esplicitamente alla Camera. Voi immaginate alla Camera, abbiamo visto l'immagine del Parlamento subalpino, ecco, immaginate la scena. Lui era seduto al pian terreno nell'ala sinistra, lui che prende la parola e dice: non sono venuto in Parlamento per farmi schiavo di partito alcuno, non sono schiavo di nessuno, uno solo è il mio padrone, la verità. Chi me la dimostra e seriamente la serve è il mio amico, a qualsiasi partito sia ascritto. Perché amava così tanto la verità? Tentiamo di capire questo. Vedete, noi pensiamo che
le cose più belle e desiderabili per un ragazzo, per un giovane, per tutti in realtà, siano il successo, il potere e i soldi. Poi potete aggiungere tutte le altre cose che noi pensiamo ci diano la felicità. Giorgio Asproni invece aveva capito un'altra cosa, che la felicità non la danno né i soldi, né il potere, né il successo, la dà appunto la verità. Cosa voleva dire con questo? Lui aveva studiato filosofia e voi sapete che la filosofia è nata proprio dalla ricerca della verità. Ultima gli studi in filosofia a 20 anni a Sassari e a 25 anni è laureato in diritto civile e canonico. Da quel momento in poi inizierà la sua attività sociale. Prima come sacerdote e poi come politico. La faccio molto breve, chiudo subito. Però tentiamo di cogliere il nesso, semplicemente questo nesso, il nesso che c'è tra la verità e l'impegno sociale e politico, che è quello che lui ha fatto. Ma ragazzi, il nesso è molto semplice. Aveva capito questo, che non si può essere contenti, uno non può essere contento se gli altri stanno male. Per questa ragione lui spenderà la sua vita, assumendo delle responsabilità, come abbiamo visto anche nel filmato, notevoli, diventerà uno dei responsabili nazionali del movimento operaio, del Congresso Nazionale degli Operai. Per questa ragione tutti quelli che lo incontravano riconoscevano in lui qualcosa di diverso. Asproni non era come gli altri politici, era realmente diverso. E per questa ragione, alla sua morte, quando lui è morto, già i suoi contemporanei gli hanno riconosciuto gli stessi onori che prima di lui erano stati riconosciuti soltanto a 2 presidenti del Consiglio, a Cavour e a Rattaz. Gli stessi onori quando è morto Giorgio Asproni. Per questa ragione gli riconoscevano qualcosa di diverso, non era come gli altri. Ed è questa la ragione, cari ragazzi, per la quale noi oggi lo stiamo ricordando qua a Pitti. Per questa ragione, perché ha qualcosa da insegnarci anche a noi. Ed è questa la ragione per la quale la Regione Sardegna e l'assessore alla pubblica istruzione quest'anno ha associato Xavier Sardegna a Giorgio Asproni. Adesso lasciamo la parola ai giovani, ma guardate che questi sono giovani, ma hanno scritto tantissimo. La dottoressa Bal, dovete sapere, questo pomeriggio presenterà un volume, una mole, che è stata appena pubblicata proprio sugli atti del convegno internazionale del 2008. È una giovanissima ricercatrice dottoressa che ci parlerà adesso di Giorgio Asproni. Salve a tutti, è un grande piacere essere con voi, veramente sono onorata della vostra presenza. Io mi sono trovata di fronte alla figura di Asproni nel percorso universitario, mi sono lì sempre più appassionata. Oggi vorrei valorizzare soprattutto l'Asproni nell'impegno politico, morale a difesa della dignità sociale di ciascun individuo. Asproni è un personaggio ricco di sfumature che è difficile sintetizzare in questi pochi minuti che ci sono concessi, però possiamo assolutamente sintetizzare la sua azione come un'azione rivoluzionaria. Cosa vuol dire essere rivoluzionari? Voi potete dirmi che cosa significa, ragazzi? Secondo voi che cosa significa? Qualcuno vuole darmi una risposta? Vuol dire stabilire un nuovo stato, una nuova condizione che non ha niente a che fare col passato, o rivendicare un'origine che si considera in qualche modo legittima, ristabilire un antico ordine, quello naturale. Asproni lo era proprio nel senso etimologico del termine, rivoluzionario nel senso che si rifaceva a un passato
che lui riteneva nobile, che riteneva valido. Infatti lui, nelle sue valutazioni di parlamentare, di giornalista, fa sempre riferimento al passato. È una sua caratteristica e rivendica l'importanza degli studi umanistici a difesa del percorso di incivilimento di qualsiasi società. Lui dice: non si può non studiare Aristotele, non si può non studiare Socrate. Inevitabilmente, se non si tengono sempre presenti questi studi umanistici, questi riferimenti culturali, la società perde di vista quelli che sono i punti di riferimento fondamentali. Ed è questo che è quello che sta accadendo oggigiorno anche con in qualche modo l'abbandono di questi studi, la svalutazione. Invece voi avete il dovere, come asproniani, di recuperare questi studi proprio all'insegna del suo insegnamento. Ma come nasce il pensiero di Asproni? Asproni era un repubblicano. Come nasce il suo repubblicanesimo? Noi tutti abbiamo bisogno di un punto di riferimento nella nostra vita, e quello di Asproni era stato Salvatore Frassu. La conoscenza di questo personaggio, legato al triennio rivoluzionario sardo, fu importantissima nel percorso di maturazione del pensiero repubblicano di Asproni. Salvatore Frassu partecipò ai moti angioiani contro i privilegi feudali. Era un clima particolare quello che respirava questa figura. Come diceva bene il professore, era nel pieno della rivoluzione americana, francese. Bisogna dire che la Sardegna in quel periodo non era chiusa in se stessa. No, con la riforma dell'università che si tenne tra il 1764 e il 65, la Sardegna era aperta al mondo europeo. E ne è dimostrazione il fatto che all'interno delle biblioteche ci fossero dei periodici provenienti dalle diverse parti d'Europa. Ciò dimostra una Sardegna aperta al movimento delle idee di quel tempo. Testi come l'Esprit de loi, lo spirito delle leggi di Montesquieu, o la scienza delle legislazioni di Filangeri sono contenuti all'interno di quelle biblioteche. E proprio all'interno di questi libri si insinua quel principio di autonomia che viene fatto proprio da Asproni, dallo stesso Salvatore Frassu e tramite Salvatore Frassu anche da Asproni. Una legge, la considerazione di un diritto che tenga conto delle particolarità del luogo. Ma non voglio soffermarmi troppo su questo, visto che non abbiamo il tempo. Quello che volevo mettere in luce è appunto questo principio di continuità che accompagna l'azione e il pensiero di Asproni. Rivoluzionario, sì, ma sempre guardando al passato. Come giornalista, come diceva il professore, fu uno dei protagonisti dal 1848 fino alla sua morte dei principali giornali, soprattutto di orientamento mazziniano. Qual è il merito di questi giornali? Allora, i giornali avevano un compito importantissimo, diverso da quello che hanno oggi. Oggi abbiamo visto che la stampa ormai si è ridotta ad essere uno strumento di partito. Allora invece i giornalisti consideravano seriamente il loro ruolo, soprattutto la figura come Asproni. Asproni diceva: la stampa ha un ruolo importantissimo, è un faro nella notte buia. Queste sono le sue testuali parole già nel 1848 a Genova, quando era attivista democratico nel circolo italiano. Quindi un ruolo importantissimo. E allo stesso modo il ruolo di parlamentare. Lui concepisce il ruolo di parlamentare come un mediatore degli interessi dei cittadini e sente fermamente questa responsabilità. Lo dice chiaramente in più interventi parlamentari.
anche nell'appello che gli rivolge agli elettori di Nuoro, per esempio. Quindi dice: utilissimo sarebbe a me il vostro controllo sul mio esercizio di deputato. Quindi questo è un aspetto sicuramente innovativo. Grande importanza nell'attività politica di Asproni ebbe il suo interesse nei confronti dell'istruzione e dell'educazione politica. Condusse delle dure battaglie in Parlamento anche rispetto ai tentativi di aumentare la tassazione universitaria. Volevo leggervi semplicemente un passo a questo proposito, quando Asproni si trova a difendere la libertà di istruzione. Cosa dice Asproni? Di fronte al tentativo di Mantegazza di proporre un aumento della tassazione, Asproni ribatte: ho domandato la parola non appena il deputato Mantegazza ha pronunciato la parola tasse. Egli ha detto che per rialzare l'istruzione ci vogliono le tasse. Egli quindi vi chiede di mettere la gabella all'intelligenza. Questo è l'ultimo significato del suo pensiero e si risolve in quest'altro: chiudete le porte della dottrina e della scienza al povero, quantunque sotto il miserello si nasconda un genio come Galileo. Quindi qua non continuo, ma Asproni prosegue nell'argomentare contro Mantegazza e contro questo suo tentativo di aumentare le tasse. In un bellissimo articolo Asproni dirà: questi vogliono fare come Aristotele, vogliono imporre quella gerarchia delle intelligenze per cui c'è chi è destinato a comandare, c'è chi è destinato ad ubbidire. Chi è nato da un povero deve rimanere povero. Io mi voglio opporre a questo principio di determinazione. Lo dice a chiare lettere in molte corrispondenze giornalistiche. Quindi va contro tendenza, anche sotto questo profilo. Un altro articolo molto bello che io sintetizzo qua ripropone Sant'Agostino e dice: due principi dominano ogni società. Un principio legato all'egoismo, un principio legato all'etica dei doveri. È un principio che torna spesso in Asproni: responsabilità si lega al dovere. Che cos'è il principio del dovere? Che allora era stato in qualche modo messo al centro della riflessione politica da Giuseppe Mazzini nel 1841-42 con dei diritti dei doveri dell'uomo. È elevarsi al di sopra degli interessi, questa forza per il bene comune che si sprigiona all'interno di noi, andare oltre i nostri interessi. Questo viene a costituire in qualche modo il principio animatore di qualsiasi azione di Giorgio Asproni. Ma Giorgio Asproni ha una sensibilità fuori dal comune. Voi pensate che già nel 1856 Asproni pone una questione fondamentale, quella della pena capitale e delle condizioni delle carceri. Asproni si rende conto della condizione dei carcerati e combatte una battaglia sia sui giornali sia nell'aula parlamentare per la difesa di essi. Combatte contro la pena capitale, combatte anche per la questione femminile, e un'attenzione particolare per l'emancipazione della donna fuori dal comune. Propone che il diritto elettorale venga esteso anche alle donne. Appoggia la posizione di Morelli, di Salvatore Morelli, che nel 1867 aveva proposto appunto che le donne potessero diventare elettrici politiche. Questa sua valorizzazione della donna culmina in questa lettera che io vi voglio leggere, che lui scrive in appoggio a Morelli. L'emancipazione della donna sancirebbe una grande volontà base a tutte le altre, l'unità del genere umano, e associerebbe nella ricerca del vero e del progresso comune
una somma di facoltà e di forze, isterilite da quella interiorità che dimezza l'anima. Vi volevo appunto far vedere una piccola vignetta satirica di quel tempo per farvi capire come la donna veniva percepita in quel periodo. Vedete come venne in qualche modo accolta la proposta di Salvatore Morelli. Come vedete compaiono delle donne vestite da uomini e non si vede bene l'immagine di una donna che legge e del bambino che guarda in un'altra, ecco, del bambino che guarda in un'altra direzione. Purtroppo quello copre. Ecco, la donna che legge, quindi l'attività della donna lettrice incompatibile con l'attività di madre. Quindi questo era il contesto in cui Asproni operava, la sensibilità, anzi la mancanza di sensibilità che c'era in quel tempo. Voi sapete quando la donna votò per la prima volta? Avete conoscenza? Qualcuno sa rispondermi? No? 1946. E in quali circostanze? In realtà un po' prima, cioè nelle amministrative del 1846. Cioè votano già l'89% delle donne e stranamente nei giornali non compare nessuna notizia, quindi bisognerà attendere veramente tanto prima che la donna riesca a conquistare i suoi diritti. Era sottoposta all'autorizzazione maritale per donare e alienare i beni mobili, sottoporli a ipoteca, contrarre i mutui. Addirittura l'articolo 486 del codice penale prevedeva una pena detentiva da 3 mesi a 2 anni per la donna adultera. Quindi le condizioni erano quelle. Quindi estensione, ho detto, del diritto alle donne, quindi automaticamente suffragio universale. Lui sosteneva che la democrazia, lui dice questo, democrazia non misura il diritto umano dal censo o dal sesso. Ricchi e poveri, uomini e donne, concorrono alle nomine delle persone elette al governo che è di tutti, è opera di tutti. Veramente incomprensibile che un fatto che tocca i singoli non sia consentito ed approvato da tutti. La condizione di elettore costituiva per Asproni già un'occasione di crescita per l'individuo, anche in condizioni di analfabetismo. Allora la legge elettorale non prevedeva, escluso il caso della Sardegna, che gli elettori analfabeti potessero votare. Asproni, andando contro tendenza, sosteneva invece che già l'elezione, il momento della votazione, rappresentava in qualche modo un'occasione di crescita. Quindi un uomo sicuramente sensibile, un uomo attento che anticipa i tempi. A me ha molto colpito anche la sua riflessione sul merito, per esempio. Lui in un passo dice: è difficile valutare che cosa sia il merito. Il merito non sono solo le capacità personali di ciascuno di noi, ma sono anche le opportunità che ciascuno di noi ha e che valorizzano quelle caratteristiche. Un po' ripropone quello che era il pensiero di Machiavelli, vi ricordate? Non basta la virtù, ma è necessario che quel contesto storico valorizzi quelle caratteristiche. Siete d'accordo? Diciamo che è abbastanza condivisibile. Vi voglio lasciare perché non vi voglio tediare troppo, altrimenti non mi chiamate più, e quindi vi lascio con un passo molto bello, ed è un augurio che io faccio a tutti voi, perché possiate tenerlo sempre presente, questo principio del dovere che ha portato Asproni a lottare contro qualsiasi avversità, perché voi dovete anche tenere presente che allora i parlamentari non
non guadagnavano come adesso, i parlamentari non godevano di nessun beneficio, per cui le persone come Asproni, che non appartenevano ad una famiglia ricca, perché Asproni era orfano, facevano parecchi sacrifici per poter esercitare la loro funzione di parlamentare. Era una responsabilità molto grande, molto grande. Finisco con questa lettera, che appunto è un auspicio per tutti voi, perché lo teniate sempre presente. La patria, la libertà, il dovere di amarle non è un'illusione, è una verità. E noi amiamo ed amiamo ancora perché viviamo e vorremmo avendo fede nella virtù. Grazie. Richiamo, prima di dare la parola al professor Nicola Gabriele, richiamo soltanto 3 cose che ha detto la dottoressa Francesca Pao. Allora, vi ha detto che noi abbiamo avuto la Repubblica, la nascita della Repubblica nel 1948. Asproni lavorava per la Repubblica? Sì, no, scusate, la Carta Costituzionale, ha ragione il professor Borghesi, l'entrata in vigore della Carta Costituzionale è del 1 gennaio del 48. Giustamente il referendum del 46 è quello che ha sancito, certo, la nascita della Repubblica. Però stavo richiamando il 1948 perché ci dà la possibilità di richiamare il 1848, cioè un secolo prima. Asproni un secolo prima lavorava per la Repubblica, ha anticipato di un secolo la nascita della Repubblica. Prima questione posta dalla dottoressa Pao. La seconda, il diritto di voto per le donne, che è stata una grande conquista nel 1946. Asproni la anticipava ugualmente nelle sue battaglie parlamentari. L'altra questione ancora che ha richiamato la dottoressa Pao, il diritto all'istruzione, soprattutto per i poveri, perché lui qua aveva studiato a Bitti, non in una scuola, seguendo le lezioni di un sacerdote. Quindi conosceva sulla sua pelle cosa voleva dire studiare e cosa voleva dire non saper né leggere né scrivere. Per questo in Parlamento farà una battaglia feroce per la pubblica istruzione. Bene, lasciamo la parola adesso al dottor Nicola Gabriele, che è un dottore di ricerca in storia moderna e contemporanea, autore di importanti pubblicazioni sulle classi dirigenti e del Risorgimento in Sardegna. Grazie. Mi alzo così mi vedete meglio anche nelle file più in fondo. Ovviamente sono molto contento di essere qui e sono molto contento che mi abbiate coinvolto in questa iniziativa. E quando Giuseppe mi ha convocato mi ha detto ci saranno alcune iniziative su Asproni in questo anno, che appunto è l'anno asproniano, e mi ha detto guarda che c'è un'iniziativa a Bitti e ci saranno i ragazzi. Ero molto contento, ma nello stesso momento mi è venuto il panico. Perché mi è venuto in mente, la prima domanda che mi sono fatta è stata cosa gli racconto? Non perché voi non siate in grado di capire quello che io e gli altri relatori oggi qui vi racconteremo, ma perché penso che stiamo parlando di un personaggio storico e quindi per cercare di raccontare un personaggio storico bisogna provare a entrare in empatia con questo personaggio, parola difficile, magari non conosciuta da tutti. L'empatia, che cos'è l'empatia? È la capacità di provare sentimenti simili, di trovarsi nella stessa posizione in cui si trovava quel determinato personaggio. E quindi la domanda che mi sono posto è stata cosa posso raccontare io a dei ragazzi degli anni 2000, che sono gli anni in cui c'è la crisi dei valori, la crisi degli ideali, nel raccontare io la vita di un personaggio che viveva invece di ideali. Quindi mi sono posto un problema importante e ho cercato di darmi delle risposte e
effettivamente ognuno utilizza gli strumenti del proprio tempo. Se voi guardate a voi stessi, la vostra vita, sono certo che una delle cose che vi interessa di più è esserci, essere presenti nel vostro presente, nella vostra vita. E com'è che lo manifestate? Lo manifestate anche con degli strumenti. Sono sicuro che tutti voi utilizzate i social network, internet. Ognuno di voi ha un profilo che è anche virtuale, oltre che un profilo reale. Cioè ognuno di voi ha bisogno di manifestare se stesso agli altri, di raccontare agli altri chi è. Perché? Perché vuole avere, prima il professore ci parlava della fama, del successo, non so se ognuno di noi o di voi vuole avere fama e successo, però sicuramente vuole essere presente di fronte agli altri. Ecco, questo è esattamente quello che voleva anche Asproni. Asproni è un personaggio che a un certo punto della propria vita è stato nei teatri virtuali intendo, sui palcoscenici più importanti della vita politica e sociale italiana ed europea. È stato cioè sempre, costantemente al centro della scena. E dopotutto, se stiamo parlando oggi di Asproni a 141 anni dalla sua morte, questa è la dimostrazione che la fama di Asproni è arrivata fino ad oggi. Asproni è morto il 30 aprile del 1876 e gli hanno fatto dei funerali solenni, ci raccontava prima Giuseppe che gli hanno fatto dei funerali, delle esequie solenni, tanto che addirittura c'erano stati problemi di ordine pubblico per eccesso di esequie, cioè avevano esagerato nei funerali. Potete immaginare cosa significa esagerare in un funerale, cioè farlo diventare un evento così tanto importante che sembrava quasi una festa, una manifestazione. Però dopo la sua morte Asproni è stato dimenticato per un bel po' di anni, almeno 20-30 anni di Asproni, per 20-30 anni di Asproni non se ne è più sentito parlare. Qualcuno ha detto sì, perché in quel tempo circolavano le tesi di Niceforo. Non so se sapete chi sia Niceforo, da queste parti dovrebbe essere una persona che non vi è molto simpatica, perché era uno scienziato, almeno così all'epoca lo definivano, che riteneva che nelle cellule nervose dei moresi, dei vittesi, di tutti quelli che vivevano nel centro della Sardegna ci fossero dei meccanismi che li costringevano a essere dei delinquenti. Cioè lui riteneva che se uno era nuorese era necessariamente portato a delinquere, perché inevitabilmente lo aveva nei propri geni. Potete immaginare, è una tesi, se vogliamo dirla in modo molto semplifico, una tesi di tipo razzista. Però stiamo parlando di un periodo storico in cui queste tesi circolavano e qualcuno pensava che realmente una cosa del genere potesse essere valida. Quindi un Asproni era una persona da dimenticare in quanto nuorese vitese. Però probabilmente non è questo il motivo per cui Asproni per un periodo ha avuto questa damnatio memoriae, cioè, lo dico per chi probabilmente non fa latino, è stato dimenticato, volutamente dimenticato, è stato messo nell'oblio. Uno dei motivi per cui Asproni è stato allontanato dal centro della scena in cui lui aveva voluto stare è che era un personaggio scomodo. Tornando nuovamente a raccontare quello che ci diceva prima il professore, era un personaggio scomodo perché amava la libertà, amava la verità. Chi ama la verità è un personaggio che va messo un po' ai margini della scena. E avete letto una frase prima in quel filmato, una frase di Cavour. Cavour diceva: basterebbero 4 Asproni per rendere la Sardegna ingovernabile. Peraltro Asproni rispondeva anche a Cavour che ne è bastato uno di Cavour per affossarla. Quindi in qualche maniera tra di loro non si volevano molto bene, ma Asproni aveva tanti amici e tanti nemici. Era un personaggio che a un certo punto era riuscito a conoscere
veramente l'intera classe politica italiana. Di Asproni si voleva tenere la memoria lontana. Io sono andato a guardarmi la toponomastica, i nomi delle vie. Ora, a Bitti gli avete dedicato, se non sbaglio, una piazza, è importante, è nato qui. Già a Nuoro, ad Asproni è stata dedicata una via, ma non è esattamente al centro, un po' marginale. Ma se andate a Cagliari, per esempio, nelle vie di Cagliari, via Asproni, io sono convinto, parlo anche agli adulti che magari hanno frequentato Cagliari, non è così conosciuta, è una viuzza piccolissima, parallela a Via Trieste, mi ricordo, cioè una via molto insignificante all'interno della città, dove invece sono molto più importanti strade come il Corso Vittorio Emanuele, il largo Carlo Felice, insomma le vie che ovviamente rispondono più ai Savoia, ai governanti. Asproni non era evidentemente una persona molto amata nel momento in cui è stata fatta la toponomastica di Cagliari, cioè appunto agli inizi del secolo. Come possiamo presentarlo Asproni? Asproni è un personaggio contraddittorio. Se avete ascoltato un po' gli interventi che vi sono stati fatti fin qui, avete capito che era un personaggio carismatico. Capita ogni tanto di trovare delle persone che ci affascinano per il proprio carisma. Penso che magari qualcuno di voi possa capitare con qualche insegnante. Trovate magari qualche insegnante che vi affascina di più e studiate anche meglio la sua materia se riesce a catturarvi. Ecco, Asproni era una persona che davvero riusciva a catturare l'attenzione dei propri interlocutori, e i suoi interlocutori sono stati personaggi di altissimo livello che dicevano: Asproni è un grande, Asproni è particolare. E questo non è un elemento da trascurare, perché era un essere umano, era fatto di carne e di sangue come noi, però nello stesso tempo aveva la capacità di catturare l'attenzione, di affascinare il pubblico e gli interlocutori, e soprattutto era in grado di usare gli strumenti del suo tempo. Oggi se uno vuole comunicare qualcosa, vuole dare un'informazione che circoli, che cosa fa? Sicuramente scrive un articolo, ma dove lo pubblica questo articolo? Preferisce pubblicarlo su internet rispetto magari a un giornale di provincia, perché sa che ha una maggiore visibilità su internet, oppure magari fa un video, lo posta su YouTube per cercare di avere ancora maggiore visibilità. Però tutti questi strumenti Giorgio Asproni non li aveva al suo tempo. Lui aveva altri strumenti che stavano venendo fuori proprio in quel periodo. I giornali erano uno strumento nuovo di comunicazione. All'epoca dovete immaginarvi una vita sociale in cui non ci sono strumenti con cui comunicare, e a un certo punto ne compare uno che stravolge completamente tutto: la stampa. La stampa per molto tempo non è stata libera, infatti è stata controllata, era ritenuta molto pericolosa, e sono stati ritenuti molto più pericolosi i giornali del tempo di Asproni che internet oggi, dove circola di tutto. Quindi potete immaginare cosa significhi il principio di libertà. Riuscire a poter scrivere qualcosa su un giornale era raggiungere un livello di libertà elevato rispetto a quello che è appunto il concetto di libertà di oggi. Asproni, se lo vogliamo studiare, lo possiamo studiare, conoscere per cerchi concentrici. Cosa significa per cerchi concentrici? Proprio da un punto di vista geografico, partiamo da dove è nato. Bitti e Nuoro sono gli anni della sua giovinezza. All'epoca si diceva, se una persona doveva scegliere cosa fare nella propria vita, poteva scegliere tra tre cose: la zappa, la tonaca
o la magistratura? Che cosa rappresenta? Non penso lo capiate bene, no? La magistratura è il livello più alto dal punto di vista degli studi, gli studi giuridici. E se uno però non faceva determinati studi poteva scegliere se fare il contadino o fare il prete. Ma perché si sceglieva di fare il prete? Perché veramente uno aveva la vocazione di fare il prete? Non sempre, non sempre. E nello specifico Asproni non aveva necessariamente quella vocazione. Perché lui sceglie la tonaca, sceglie di diventare canonico? Perché attraverso la possibilità di fare il prete lui aveva la possibilità di accedere allo studio dei classici. Studiare, conoscere, apprendere, formarsi. Questo era il motivo per cui Asproni sceglie quella strada. Guardate che però la zappa lui non la usa nello specifico, ma sarà sempre un suo punto di riferimento, perché di che cosa viveva la Sardegna secondo voi in quel periodo e per molto tempo ancora fino ad oggi? Di agricoltura. E per far funzionare l'agricoltura ci deve essere una determinata attenzione alla terra. E Asproni nei suoi discorsi parlamentari fu molto attento a quella che era la trasformazione che riguardava i processi agricoli in Sardegna. Se però ci spostiamo da Biti e Nuoro, cioè andiamo a vedere un cerchio concentrico più ampio, andiamo a vedere Asproni e il suo rapporto con la Sardegna. Sardegna per Asproni era una patria. Non so se vi siete mai posti il problema di che cosa significhi patria, però se probabilmente voi pensate alla patria, oggi pensate all'Italia. Così se dovete associare immediatamente una parola, associate la patria all'Italia, no? Asproni riteneva di averne due di patrie. Riteneva di avere come patria la Sardegna, che era la sua casa, ma riteneva di avere anche un'altra patria, che in quel periodo però ancora non esisteva, e che era l'Italia. Quando sentiamo parlare, prima Francesca ci ha detto cosa vuol dire essere rivoluzionari, vi voglio dire anche la mia idea di che cosa significa essere rivoluzionari. Essere rivoluzionari può voler dire anche sì, prendere il fucile e andare a fare la rivoluzione, andare a fare le battaglie, le guerre. Ora Asproni ha fatto anche questo, ha partecipato anche a delle spedizioni, ma fare una rivoluzione più compiutamente significa lavorare per una rivoluzione culturale, cioè fare in modo che quello che le persone pensano dopo un determinato periodo cambi, con un continuo lavoro sulle coscienze delle persone. Se prima non si parlava, se nel 1820, nel 1830 parlare di Italia era un reato, si veniva processati e condannati se si parlava di Italia. Ne sa qualcosa Mazzini, che è il primo che ha parlato di Italia come Stato, e infatti è dovuto scappare a Londra, se no l'avrebbero condannato a morte. L'hanno condannato a morte, se no l'avrebbero ammazzato. Anche Asproni parla di Italia, e ne parla così tanto, rischiando, mettendo a repentaglio la propria vita, perché lui ritiene che l'Italia esista e lavora per una trasformazione, per una rivoluzione culturale. E questa rivoluzione culturale è far entrare in testa, non dico a tutti gli italiani che probabilmente neanche sapevano che cos'era l'Italia, però almeno alle persone più importanti, almeno ai ceti più alti, che esisteva qualcosa che ancora non esisteva, cioè che esisteva una nazione e che questa nazione era una patria. Però Asproni aveva questo carattere particolare, riteneva di avere una piccola patria personale, la Sardegna, all'interno di una grande patria che era l'Italia. Cioè non mette in contrapposizione la Sardegna con l'Italia, ma le vede una dentro l'altra.
E questo è, poi concludo anche questo intervento, uno degli aspetti importanti di Asproni, perché noi parliamo spesso della Sardegna quasi in contrapposizione, vogliamo l'autonomia, qualcuno più azzardato dice no, dovremmo essere indipendenti. Guardate che nella tradizione dei più grandi uomini politici autonomisti sardi non c'è il concetto di indipendenza, c'è il concetto di autonomia, che sono due cose molto diverse, perché l'autonomia è l'auspicio, il desiderio di avere una maggiore libertà all'interno di uno Stato più grande, e nessuno, né Asproni, né Tuveri, né Lussu, che avete visto rappresentato nel filmato prima, che è il fondatore del Partito Sardo d'Azione, nessuno di questi personaggi voleva che la Sardegna si separasse dall'Italia. Al contrario, volevano che la Sardegna fosse ancora più libera all'interno di uno Stato libero. Ed è questo che è il grande messaggio che Asproni cerca di sostenere. Io vi ringrazio. Ringraziamo il professor Gabriele che ci ha ricordato veramente tantissimi capitoli della storia di Giorgio Asproni. Io ne richiamo soltanto 2 o 3 dei concetti che ha proposto Nicola, perché è bene trattenerli. Allora, il professor Gabriele ci ha detto che Asproni è stato marginalizzato perché diceva la verità, ma è possibile che chi dice la verità venga marginalizzato? Ma è normale. Guardate ragazzi che non è nulla di nuovo, non c'è niente di nuovo in questo, perché è la stessa sorte che è toccata a Socrate, la stessa sorte che è toccata al Nazareno, la stessa sorte che è toccata ad Asproni nell'Ottocento, ed è quello che accade ancora oggi. Questo teniamolo presente. Carismatico certamente, perché quando uno dice le cose vere, quando uno ha chiaro cosa è giusto e che cosa è ingiusto, se ciò che viene affermato in quel modo è realmente giusto, tutti se ne accorgono, perché la verità è universale. Ha ricordato l'esperienza dei giornali. Vi voglio raccontare un brevissimo episodio relativo proprio ai giornali. Nel 1957 lui non viene rieletto alla Camera e a Nuoro, per cui ogni giorno scriveva: oggi a Nuoro ho fatto questo, oggi a Nuoro ho fatto quest'altro. Un giorno scrive: oggi a Nuoro ho ricevuto un giornale inglese, ma senza lettera di accompagnamento. Siamo 1857. È in inglese, è in inglese. Non può che essere che Mazzini. Questo me l'ha mandato Mazzini. Siamo nel 1857 e lui è a Nuoro, e Mazzini a Nuoro gli inviava i giornali da Londra. La Sardegna e l'Italia federale, il federalismo, diceva, c'è stata tutta la polemica quest'anno per la scelta fatta dall'assessore regionale di dedicare Saliesi Sardegna a Giorgio Asproni. Come si è permesso l'assessore regionale di dedicare Saliesi Sardegna a Giorgio Asproni, lui che ha combattuto per l'Italia, per fare l'Italia? Ma chi dice questo non conosce veramente Giorgio Asproni. Nel suo primo testamento Asproni dice: per la Sardegna non una, ma 10 vite metterli a cimento, cioè sarei disposto a morire 10 volte per la Sardegna. E poi ancora, durante la spedizione di Mille, e voi immaginate, durante la spedizione di Mille a Napoli, 1860, si sta parlando appunto dell'Italia unita, lui sta lavorando per l'unificazione dell'Italia. E di che cosa parla con Mazzini? Perché si incontrava la sera Mazzini e lui lo scrive nel diario. A Mazzini gli ho detto di scrivere un articolo sulla Sardegna quando lui stava lavorando per la creazione dell'Italia Unita. La sua preoccupazione era la Sardegna, ma non era una preoccupazione soltanto,
perché quell'articolo gliel'ha fatto scrivere a Mazzini sulla Sardegna e gliel'ha fatto pubblicare 2 mesi dopo l'unificazione dell'Italia, nel 1861. Vedete, chi fa queste polemiche su Asproni, Saviesa Sardigna, la Sardegna, l'Italia, non lo conosce Giorgio Asproni, non lo conosce, ma infatti questi incontri li stiamo promuovendo proprio per farlo conoscere. L'Italia federale, la Sardegna che aveva in testa, Asproni, era un'Italia federale. La Sardegna all'interno, infatti, era amico del più grande federalista, Carlo Cattaneo, che non a caso è il punto di riferimento ancora oggi per le nostre riforme costituzionali. Vi ringrazio di essere qua, siamo veramente contenti e orgogliosi che questa platea oggi sia ricca di giovani visi e speriamo che questa giornata per voi sia davvero un'esperienza importante, che abbiate la possibilità di conoscere questo personaggio che, come si diceva nel dibattito, purtroppo spesso marginalizzato, e che ci sia in mezzo a voi magari qualcuno che voglia approfondire il pensiero di Asproni e continuare lungo questo percorso di studi. Io ringrazio tutti i relatori per essere qui e voglio ricordarvi che oggi pomeriggio alle 3:30 ci sarà un incontro, si continuerà con continuerà con gli studi su Asproni, con la presentazione degli atti. Grazie a tutti, buon proseguimento. Grazie. Adesso diamo la parola al professor Aldo Borghesi. Anche il professor Borghesi è un gigante, non guardatevelo così. È uno che sta lavorando come nessun altro per la formazione dei docenti, per cui dobbiamo dirgli veramente grazie. Allora, Aldo Borghesi ovviamente ha scritto tantissimo, un ricercatore, uno storico, oltre che docente, ed è attualmente il direttore dell'Istituto per la Storia ISTASAC, che cura appunto la formazione dei docenti a livello regionale. A lui la parola. Grazie. Allora, io ringrazio il collega amico Giuseppe Borghesi per la lusinghiera presentazione, della quale vorrei sottolineare una parola: docente. Allora, io sono anzitutto un insegnante di liceo, il che significa che quando ho davanti studenti sono abituato a guardarli in faccia, a guardarli negli occhi e a pormi fondamentalmente una domanda, che è quella su cui articolerò il mio intervento e che ruba un pochettino il mestiere a quella cosa che sta scritta lì sotto: dibattito con gli studenti. Io faccio lo studente che dibatte in questo momento. Preciso preliminarmente questo: sì, io lavoro a Nuoro e vivo a Sassari, ma questa zona la conosco bene perché sono cresciuto in un paese qui vicino, che non nominerò, tanto si capirà molto, molto chiaramente. Quindi, al di là dell'essere capitato qui oggi, parlo di un territorio che ho conosciuto, diciamo che c'ero negli anni a cavallo fra le elementari e il liceo, quindi come potete vedere non precisamente ieri mattina, ma diciamo parlo di una zona che conosco e parlo a ragazzi che penso di avere una precisa idea di che tipo di retroterra hanno. Detto questo, io non voglio aggiungere, diciamo, altri elementi conoscitivi, sono più che sufficienti e più che bene detti quelli che hanno fornito i colleghi che mi hanno preceduto. Io non farei che appesantire le cose, e invece la mia domanda è la seguente, ed è quella che leggo nei visi dei ragazzi e delle ragazze che mi stanno davanti. Sì, professore, tutto bene, ma a noi, in definitiva, che ce ne interessa? Questo signore qui è nato nel 1808. Io non so se voi vi siete mai fatto un calcolo genealogico. Nella mia famiglia, nel mio filo genealogico, quello nato più vicino ad Asproni, 1808, è nato nel 1811, è il bisnonno del mio bisnonno. Io sono sicuro di essere più vecchio dei genitori
della stragrande maggioranza degli studenti che mi ascoltano. Sono passati 200 anni, anzi 200 no. Che ce ne interessa a noi, che ce ne facciamo. Noi viviamo in un altro mondo. È giustissimo quello che ha detto il professor Curighetto sulla difficoltà dello spostarsi da diritti al mondo esterno. Aggiungo una cosa. Nel 1946 sul giornale del Partito Sardo d'Azione di Nuoro esce una supplica firmata da un gruppo di lunesi, dove nel 1946, siamo molto più avanti, questo gruppo di lunesi scrive: caro governo italiano, per piacere facci una strada. Ma non perché noi ci vogliamo spostare, non perché vogliamo commerciare le cose che produciamo, non perché abbiamo diritto a conoscere il resto del mondo, ma per un motivo molto semplice. Noi in questo momento nel nostro paese non riusciamo a entrare e uscire. E se, come è successo 2 volte negli ultimi 20 anni, tu, governo italiano, ci chiami a combattere una guerra e a crepare in massa, come ci hai fatto crepare, noi non possiamo andarci, perché non possiamo uscire dall'Uva. Quindi, governo italiano, se vuoi continuare a mandarci in guerra e a farci ammazzare, per piacere costruisci una strada. Allora, quello che io cercherò di... ovviamente oggi le cose non stanno così. Quello che io cercherò di fare è rispondere a questa domanda, perché la mia personale opinione, non di professore ma di ragazzo che è cresciuto da queste parti, è che Asproni serva moltissimo a un giovane che è giovane nel 2017, non nel 1800 e rotti, a vivere oggi, a capire quello che ha davanti in questa sala e fuori e a progettare quello che vuole fare. Riprendo rapidamente i punti di cui si è occupato Asproni, più o meno come li hanno delineati Francesca Parra e Nicola Gabriele. Asproni era un repubblicano, poneva il problema delle istituzioni, del fatto che uno Stato deve avere istituzioni libere. La cosa per noi è scontata, perché noi siamo abituati a vivere in un regime di libertà, con tutta una serie di limitazioni, ma siamo abituati a vivere in un regime di libertà. La scuola è una cosa tale per cui al dibattito degli studenti, così come in classe, chiunque di voi si può alzare e dire educatamente: professor Borghesi, professor Corridetti, professoressa Parra, professor Gabriele, io non sono d'accordo con quello che avete detto, e non rischia di essere espulso da tutte le scuole del regno. Ma questa cosa, qualcuno diceva, la libertà è come l'aria, ci si accorge della sua esistenza quando non c'è, ma questa cosa non è una cosa piccola. E il problema di garantire non solo la forma repubblicana, nel senso che non c'è il re sulle monete, ma c'è la testa porrita, che adesso non c'è neanche più, perché parliamo dell'euro, dove la testa porrita dell'Italia repubblicana non c'è più. Il problema non è il re, il problema è un altro. Il problema è che una repubblica è uno Stato fondato sulla sovranità popolare, quindi su istituzioni che devono garantire questa sovranità popolare. Allora, se partiamo da questo presupposto e vediamo come lo ha tratteggiato Asproni, già cominciamo ad avere una strada di orientamento nel dibattito politico, non solo rispetto a quello che penso alcuni degli studenti dovranno fare nei prossimi mesi, cioè esercitare il loro diritto-dovere al voto, il maggiorenni, ma soprattutto capire qual è il reale peso di dibattiti, per esempio, come quello sul sistema elettorale. A che cosa interessa a noi sapere com'è formulato il Rosatellum, come funzionano le elezioni, come si passa dal voto che io metto, dalla scheda che metto nell'urna a chi sta mandando a rappresentarmi a Roma, a Cagliari o in comune qui dall'altra parte della piazza. Allora, serve, se noi cominciamo a capire che la rappresentanza non serve a mandare a questi diversi livelli gente che rappresenti in modo clientelare i nostri interessi, ma gente che pensi a un termine
che Asproni ha ben confitto nella testa, bene comune, bene pubblico, già cominciamo a capire che cosa dobbiamo fare, quali devono essere i nostri comportamenti, quali devono essere le nostre chiavi di lettura sull'oggi. L'unità nazionale. Asproni non ha dubbi, veramente senza se e senza ma. Asproni è per una Sardegna che stia dentro un costruendo Stato nazionale repubblicano, sul quale oggi a noi viene molto bene dire puzzi, perché effettivamente l'Italia oggi è in condizione da puzzi, anche la Sardegna secondo me, ed è anche facile tirarcela fuori e dire che Sardegna non è Italia, e avere ottime ragioni per dire che Sardegna non è Italia, e avere ottime ragioni per dire che l'Italia ha governato la Sardegna in modo non molto diverso da come la Francia, l'Inghilterra, il Belgio, l'Olanda hanno governato i loro possedimenti coloniali. Bene, se voi andate a leggere Asproni, tutto questo c'è. Allora vi chiederete perché Asproni dà un livello molto alto a cui può operare interlocutore di questi grandi uomini che hanno avuto un ruolo fondamentale nella costruzione dell'Italia, Mazzini, Garibaldi, Cattaneo, eccetera, eccetera, punta sull'Italia. Aveva una mentalità da servo, aveva un DNA da succursalista, era un falso padre della patria, come qualcuno dice di uomini non meno grandi di Asproni, come Lusso e come Gramsci, ma un pochino più vicino a noi. Il motivo è tutto un altro. Asproni e la sinistra democratica, la sinistra repubblicana sarda, punta sull'integrazione della Sardegna all'Italia perché ritiene che questa sia un passo essenziale per la modernizzazione, perché è facile dire che la Sardegna è stata mal governata, maltrattata dai Fenici, dai Cartaginesi, dai Romani, dai Bizantini, fino ai Piemontesi. Ma il dualismo, se noi andiamo a studiare con attenzione i processi storici, non è fra noi buoni e dominanti e gli altri cattivi dominatori. Non funziona così. La Monte Frassu, del quale ha magistralmente parlato Francesca Paolo, che è praticamente uno degli uomini della generazione precedente alla cui lezione Asproni cresce, perché tutti noi, anche se non ci sembra e non lo vogliamo, cresciamo alla lezione des Ormenos. La Monte Frassu ha vissuto uno dei grandi momenti di tentativo di cambiamento della storia sarda, che sono i moti angioiani alla fine del 1700, cioè il tentativo di eversione del sistema feudale, che è uno dei grandi elementi del sottosviluppo economico, civile, sociale e quanto altro volete della Sardegna in tutta l'epoca spagnola e piemontese. Come vanno a finire questi moti? Vanno a finire che gli angioiani vengono sconfitti. Frassu scampa la pelle, altri non la scampano. Giovanni Maria Angioi va in esilio a Parigi, dove nello stesso anno in cui nasce Asproni a Vitti, lui a Parigi muore. Chi li sconfigge? Zospetri los piemonteses, ma manco per idea. Li sconfiggono i sardi che si sono schierati dalla parte dei piemontesi. Abbiamo iniziato questa mattinata ascoltando un'edizione moderna del Sinno del suo patriotto sardo a Sossio Datarios, Francesco Ignazio Magno, procurato moderare barone Sateranieggia, eccetera. Quest'inno ha oggi una bellissima edizione critica curata da uno studioso che si chiama Luciano Carta e che si è occupato anche lui di Asproni. C'è Carta, perché sicuramente nella biblioteca comunale di Pitti dei paesi vicini c'è, e leggetela. C'è a un certo momento, questa composizione è fatta di 47 ottave, è scritta sul metodo dei Gosos, come ci sono a San Puglioli, alla onda di Gorofai, eccetera, eccetera, a tutti i santi che vengono a Santi Stefano, a Babbo Magno e a tutti i santi che vengono venerati in Bidda e in campagna in tutti i paesi qui intorno. Ce n'è uno che dice Perfidos Feudatarios
scusate il mio sardo, che non è molto pulito, po' interesse privato, protettore declarato zesde su piemontesu, con isse ti fisti intesu, con metafazilidade, isse pappa pinzitade, e tu è in vita a porfia. Superfilus fioratario che sesti intesu in su piemontesu, non è un piemontese, è un sardo. E si ha un bel dire che si tratta di famiglie spagnole. Sì, erano spagnole nel 300, nel 400. Oggi nell'800 erano spagnole, come i molti che portano un cognome continentale nel Morese, perché magari i bisnonni erano venuti qui a tagliare boschi o a fare qualche altro mestiere, sono toscani o emiliani o quello che si voglia. Allora, Asproni, e dopo Asproni tutto il pezzo progressivo della classe dirigente della Sardegna puntano sull'unione con l'Italia per sconfiggere queste resistenze reazionarie che sono fortissime. Il cleavage, come si dice negli studi storici, se mi permettete, il cleavage rilevante non è Sardegna versus Italia. E anche in Sardegna, fra chi si presta a essere strumento di una dominazione esterna per poter più comodamente esercitare il proprio dominio interno, e chi cerca di farlo saltare, e Asproni cerca di farlo saltare attraverso l'unione con l'Italia, perché si rende conto che dentro la Sardegna non ci sono, non esistendo una borghesia industriale e agraria, e anche i tentativi di creare questa borghesia agraria vanno a finire in quel pianto che è l'editto delle chiudende, su cui Asproni ha delle posizioni estremamente nette, se andate a cercarle. L'azione di Asproni è esattamente fondata su questo presupposto, e sullo stesso presupposto il rapporto forte fra la Sardegna e il resto d'Italia e il resto dell'Europa e il resto del mondo sarà fondata l'azione di tutti coloro che la stessa cosa cercheranno di fare fra l'800 e il 900, Emilio Lussu e Antonio Gramsci, che abbiamo visto prima, in testa, ma arriviamo tranquillamente fino a Enrico Berlinguer. È facile dire oggi che sono succursalisti. Oltre a un'altra cosa, mi sto dilungando e devo tagliare. Noi siamo abituati a parlare di risorgimento maschile singolare. Ora io dico una cosa forse più da uomo di fede e di fede mazziniana, tanto per mettere le carte in tavola, che tanto non siamo in classe, non siete alunni miei, più che da studioso. Ma il risorgimento non è il risorgimento, sono i risorgimenti, che poi finiscono a un obiettivo comune, la creazione di uno Stato nazionale, di uno Stato italiano che si cerca di costruire come Stato nazionale. Avete visto nel video che belle espressioni dolci si scambiano Cavour e Asproni. Quando nell'atrio del palazzo dove ha sede il comune della città dove io vivo, Sassari, io vedo ai quattro angoli i busti di Cavour, il busto di Vittorio Emanuele, il busto di Mazzini e il busto di Garibaldi. A me francamente viene da ridere per non piangere, perché gli uni e gli altri avevano degli obiettivi completamente differenti, volevano costruire due Italie radicalmente differenti, e due hanno vinto e due hanno perso. Poi ci sono tutta una serie di sfumature interne nelle quali io non entro. L'Italia in rovina di oggi è la sigla. Perché in rovina l'Italia oggi? Perché sconta, tra le altre cose, una serie di carenze, una serie di mancanze, una serie di vizi di origine che sono legati alla loro alla vittoria della soluzione monarchica e della soluzione moderata, alla vittoria di Cavour contro Asproni, contro Mazzini, contro Cattaneo, contro Garibaldi. Andate a cercare l'idea d'Italia che Asproni esprime nel diario. Forse che Asproni ha in mente un'Italia in cui conta Torino, conta Roma e gli altri non contano niente? Sono province che vanno governate da un prefetto che sta a Cagliari, sta a Sassari e punto.
Forse che Asproni ha in mente un ruolo della Sardegna e di tutto il sud nell'Italia nei termini in cui la vittoria dei moderati lo ha delineato. Forse che Asproni ha in mente l'idea di un rapporto fra Sardegna e Stato italiano come quello semicoloniale che si è costituito. Ma dove lo scrive? Ma mi citate la pagina, la riga, il giorno, tot giorno del mese tot dell'anno tot, delle migliaia di pagine del diario dove Asproni dica questa cosa va bene. I democratici giungono a un certo momento, Garibaldi soprattutto, a un'intesa con la monarchia, perché in politica ci sono le priorità, non puoi costruire da zero un edificio perfetto, la priorità è superare gli antichi stati. E gli antichi stati, con buona pace di chi oggi traccia gli elogi di quella immonda schifezza che secondo me è stato il dominio borbonico sul meridione di Italia, e con buona pace loro, gli antichi stati non erano, e la frammentazione dell'Italia nella decina di stati che escono dal Congresso di Vienna non era una condizione desiderabile. Un'Italia in cui per andare da Napoli a Torino dovevi tirare fuori il passaporto 8 volte non era una condizione desiderabile. Che poi questa unità d'Italia sia stata fatta a danno e a dolo umano di un pezzo molto grosso d'Italia è un altro discorso, ma questa è la vittoria di loro signori, non è in alcun modo ascrivibile a carico di Asproni e dei suoi. Leggetevelo. Tra l'altro queste sono cose che si trovano tranquillamente in internet, in una grossa risorsa che si chiama Sardegna Digital Library. Leggetevelo quel che Mazzini scrive della Sardegna di 1861. Leggete quello che scrive Cattaneo. Andate a cercarvi come della Sardegna parlano i giornali repubblicani anche successivamente. Ovviamente la loro scommessa è quella di prendere tutte queste diversità e farne qualche cosa di omogeneo, costruire una nazione. Ovviamente sul rapporto di dominio una nazione non può sussistere, e quindi quella che gli studiosi chiamano la nation building, la costruzione della nazionalità, sotto segno moderato fa naufragio miseramente, e non poteva che essere così. E forse ci sono una serie di errori anche da parte dei democratici, ma se c'è qualcuno che dice l'Italia ha una tradizione, i diversi pezzi dell'Italia hanno una tradizione di governo autonomo, di autogoverno, che non è un elemento regressivo, è un elemento positivo, un elemento che dobbiamo anche sviluppare, per esempio dando autonomia alla Sardegna che non ha mai avuta. Se c'è qualcuno che lo dice sono i democratici. E d'altra parte rendiamoci conto che oggi noi in Sardegna registriamo che i 70 anni di autonomia regionale che compiono gli anni nel prossimo mese di febbraio sono stati una cosa abbastanza fallimentare. Lo sono stati non soltanto per il dominio coloniale italiano. Nel libro Nicola, nel bellissimo lavoro che gli studenti del liceo Asproni hanno fatto, il professor Brigaglia nell'introduzione lo dice chiaramente: perché noi non studiamo storia della Sardegna? Perché sono spersi italianos non secano questa limba e ce lo impediscono. E con l'articolo 5 dello Statuto del 1948 che dice che la Sardegna può adattare i suoi programmi scolastici alle sue esigenze, come la mettiamo? Il problema è un altro, se volete ve lo dico, che come esistono diversi risorgimenti in diverse Italie, esistono anche diverse Sardegne. Io ho cercato di insegnare per tutto il periodo in cui sono stato in cattedra la storia della Sardegna e di fare più riferimenti possibili alla lingua sarda nella scuola dove ho insegnato a Sassari. I primi a opporsi sono stati i miei alunni. Come? E a noi che cosa ci interessa? Questa è la storia delle bidde, questa è la storia dei billoni. Noi dialoghiamo con Londra, abbiamo gli amici su Facebook a New York e a Canberra, cioè che cosa c'è frega di Asproni, forza. Il problema sono ancora una volta le resistenze interne, e devo dire che se io volessi costruire uno Stato indipendente nazionale della Sardegna, mi studierei la storia del risorgimento italiano nei dettagli, perché se c'è
esempio di nation building con tutta una serie di spunti positivi, ma anche con tutta una serie di errori che non bisogna assolutamente fare. Questa è la mancata costruzione dell'Italia. Taglio tutto il resto perché veramente è stata già più che lunga per arrivare a un punto finale. Altra cosa che ci insegna Asproni è su questo. Asproni ovviamente chiede una Sardegna modernizzata, chiede una Sardegna in cui lo Stato investe in infrastrutture, chiede una Sardegna in cui Cagliari e Sassari non governino a loro piacimento il resto. Oggi noi sappiamo che Nuoro è provincia, Nuoro è provincia da 90 anni. Quando la provincia di Nuoro nel 1859 viene abolita, è Asproni uno di quelli che sulla stampa, il Consiglio provinciale, alla Camera si battono perché questo non avvenga. Si battono perché questo non avvenga, si battono perché Nuoro continui a rimanere autonoma. E tenete presente che il fatto che Bitti fosse provincia di Sassari in quel tempo voleva dire prima di tutto che per andare da Bitti a Sassari ci voleva anche molto più di quello che ci voleva ad andare a Nuoro. In secondo luogo, le scelte di governo vengono fatte molto lontano dal territorio e in una città in cui del nuorese, scusate tanto, ma poco se ne sa e ancora meno gliene interessa. Ma l'elemento di modernizzazione su cui Asproni batte per il nuorese è la ricerca di giustizia. E questo è un elemento fondamentale anche nella Sardegna di oggi. Io ho imparato, vivendo da queste parti, prima ancora di sapere che esistesse davvero sentito il nome, che quello che dice il professor Vicenno, il quale non è un gazzettiere, non è un titolista di Libero, è un emerito professore universitario di un'università, cioè queste cose che Nicola giustamente ha detto sul razzismo nei confronti dei sardi, il razzismo, che non è il razzismo sui bittesi e i veronesi, che non è razzismo, è un'altra, seppur sussiste tuttora, spero di no. Quello è razzismo, cioè è desumere da caratteristiche biologiche, lo stesso razzismo che porta ai campi di sterminio. L'attribuire a un gruppo umano delle caratteristiche sociali, culturali, comportamentali che derivano da un presupposto biologico. Togli i sardi, metti gli ebrei, il risultato è lo stesso. E se questo per i sardi vuol dire che quando andranno in guerra, siccome erano degli ottimi assassini in pace, qualcuno penserà che saranno degli ottimi soldati in guerra, e da questo viene la brigata Sassari, e viene la storia contemporanea della Sardegna, ma viene anche la lapide che sta in piazza. E una volta, quando avevo 11 anni, mio padre ha parcheggiato davanti alle poste, a dove ora sono le poste, e scendendo dalla macchina mi ha indicato quella lapide e mi ha detto conta, e io ho contato i nomi. E poi mi ha chiesto quanti abitanti aveva Bitti nel 1915 secondo te? Non ne ho assolutamente idea, non lo posso sapere. Ecco, fatti il conto, non esisteva Wikipedia allora, fatti il conto di quanti sono sulla percentuale della popolazione e dei giovani. Io ho imparato davanti a quella lapide qual è stato il prezzo di sangue che la Sardegna ha pagato nella prima guerra mondiale e che è la moneta con cui è stata pagata la nostra autonomia regionale, sulla quale possiamo anche oggi sputare. E l'immagine di quella lapide, o la fotografia o il disegno fatto da un amico bittese, medico, studioso e artista, che si chiama Giuliano Chirra, che queste cose le ha studiate più di me, io la porto in giro dovunque vada per dire questa è stata la prima guerra mondiale. Stavo dicendo, molto prima di sapere chi fosse il professor Niceforo, io ho imparato qui che tutti i ragionamenti sulla vendetta, sul sardo che è portato a versare sangue sono una balla. Ho imparato che la gente di qui vuole una cosa che non ha mai avuto, che si chiama giustizia, che si chiama uno Stato che secondo le dottrine settecentesche si assume lui il compito di fare giustizia e che tutto il resto, la vendetta, il codice barbaricino, eccetera, eccetera, viene dall'assenza di questa funzione fondamentale dello Stato. Queste cose Asproni le dice 150 anni fa. Chiudo su due cose. Uno studente, fra le medie e il liceo, tali sono i ragazzi e le ragazze che mi ascoltano, sta costruendo, è in un momento nella propria vita in cui sta costruendo la sua personalità, sta cercando una sua strada.
questa sua strada, la cerca a confronto con la realtà che ha sotto gli occhi e con dei modelli che lo facciano riflettere su cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa devo fare, cosa non devo fare, come mi devo comportare, come non mi devo comportare. Asproni non è la verità, io non dico una cosa di questo genere perché direi una sciocchezza, ma Asproni è uno di questi modelli forti e secondo me vale la pena studiarlo per questo motivo. C'è un elemento pratico. Benissimo, professore, usciamo da qua e Asproni di dove andiamo a pescare. Questo, che devo la cortesia degli amici di Pitti, è il volume degli atti del convegno che è stato tenuto in questa sala nel 2008. Il diario è alto così. Io mi auguro vivamente che la Fondazione Asproni di questo diario tiri fuori una antologia per un motivo fondamentale, e questa è proprio l'ultima cosa che dico. Asproni è una ricchezza di vittime, nel senso che è un compaesano che si è fatto un nome, ma Asproni è anche uno di quegli elementi per i quali noi che viviamo in quest'isola disgraziata in mezzo al mare e in quest'isola dentro l'isola che sono le zone interne in cui ripetiamo noi stessi, qui non c'è niente, siamo lontani da tutto, non possiamo andare al cinema, non più sono i centri commerciali, eccetera, e ci sentiamo cittadini di serie B, C, sicuramente non di eccellenza. Asproni è una delle ricchezze con le quali in mano noi andiamo dal mondo esterno, con questo complesso di valori, con questo complesso di pratiche, noi guardiamo fisso negli occhi, non solo i nostri compagni di scuola a Nuoro, a Cagliari, a Sassari, a Milano, a Pisa, ma anche i nostri coetanei a Londra, a Parigi, a Tripoli, a Pechino o a Canberra, e gli diciamo noi abbiamo una ricchezza, essendo cresciuti in Sardegna, che non sono soltanto le spiagge e il parco di Tepilora, tutte cose bellissime, lodevoli, e meno male che c'è. Noi abbiamo una cultura da portare e abbiamo qualche cosa che ci fa considerare una ricchezza vivere in Sardegna, perché suistare in tutt'ue e suistare in mie due, e questa cosa non l'ha detta Asproni, io non l'ho imparata da Asproni, l'ho imparata da un altro bittese che si chiama Michelangelo Pira, che ha scritto un libro meraviglioso che si chiama Sussinus, che è stato presentato in questa sala il 9 maggio 1983, sabato. Mi piacerebbe raccontarvi questa serata, non posso nemmeno iniziare, ma in questa sala, ad ascoltare Bachisio Dandino, ad ascoltare Mario Regali, ad ascoltare gli altri che hanno parlato di questo libro, che è una delle cose più importanti che la cultura sarda abbia partorito negli ultimi decenni, c'erano i vostri genitori e i vostri nonni, che sono i primi libri di scuola, molto prima di quello su cui il professor Pugliedi e io assediamo i giovani menti dei nostri alunni. E la Sardegna e la Sardegna all'interno ha una ricchezza da proporre, una ricchezza non solo di tradizioni, di colore del costume, delle ragazze di Pitti che quando si alla cavalcata destano di Sassari la Santa Fisa destano l'ammirazione di tutti. Ha una ricchezza che è strumenti per vivere nell'oggi, nella contemporaneità, strumenti partoriti da queste comunità. Secondo me pochi hanno insegnato cosa vuol dire essere sardi in Sardegna nel XIX secolo come Michelangelo Pira. Andate a cercare queste cose e lavorateci sopra, perché per diventare grandi tutti ci lavoriamo sopra. Ci abbiamo lavorato noi, ci hanno lavorato i nostri genitori, ci lavorate voi, ci lavoreranno i nostri figli. La vita dell'uomo sulla terra è questa. Scusatemi se ne sono dilungato. Grazie davvero professor Borghesi, dovremmo trattenere tutte le cose che ci stanno dicendo i nostri amici relatori, però due cose volevo richiamarle. Allora, tutto quello che ci ha detto adesso il professor Borghesi in fondo si può riassumere in una preoccupazione che aveva Giorgio Asproni al suo tempo, e cioè nella sua mente era chiaro un concetto, che sovrano nel nostro Stato è il popolo. In uno Stato democratico, in uno Stato giusto, sovrano è il popolo. Sovrani siamo noi, non una persona, non un sovrano. Questo concetto gli era così chiaro che ha sacrificato la vita per questo.
tratteniamolo. Ancora, diceva il professor Borghesi, speriamo che la Fondazione Asproni metta a disposizione gli strumenti dei ragazzi. Allora, voglio anticipare questo, che la Fondazione Asproni oggi, in questo momento, metterà a disposizione di tutti gli studenti presenti una copia del libro Giorgio Asproni, Nel nome della rivoluzione, un protagonista sardo nel risorgimento italiano. Oggi, e la stessa cosa faremo nelle altre province sarde quando presenteremo la figura di Giorgio Asproni. Adesso, ecco, un'altra domanda e così introduciamo l'amico Domenico Ruiu. Prima il professor Borghesi ci ha detto, i ragazzi giustamente adesso si chiedono, ma insomma dobbiamo studiare un altro capitolo di storia? Cosa ce ne frega a noi di conoscere Giorgio Asproni? Cosa ci interessa? Beh, questo ce lo spiegherà adesso Domenico Ruiu. In altri termini, non stiamo parlando della storia in generale, stiamo parlando, questo gli era chiaro ad Asproni. Ad Asproni era chiarissimo questo concetto. Lui si preoccupava della sede, era disposto a morire per la sede, per una semplice ragione, che era sua madre. Aveva capito che la sede era sua madre e quindi era disposto a morire. Questo dovremmo, quindi non è un capitolo da studiare, dovremmo recuperare questa consapevolezza, questa coscienza. Domenico Ruiu e il suo contributo ci aiuterà a comprendere e a conoscere nostra madre.
Salve.
faccio mia una frase che abbiamo sentito diverse volte stamane per altri argomenti. Cosa c'entra tutto questo con Asproni? Intanto Asproni nel suo diario, quei famosi 1 metro di scritti di cui abbiamo sentito parlare poco fa, spesso e volentieri descrive i paesaggi della sua Sardegna dipinti, ma non solo dipinti, cioè ha un'attenzione sentimentale verso l'ambiente che lo circonda. Certo, il suo impegno è verso il sociale che vive in quell'ambiente, però il suo io da quell'ambiente lo ama, lo sente suo, si sente parte di quest'ambiente, e questo è già un buon punto di partenza per il collegamento. Siamo in pieno 800. In pieno 800 la Sardegna è già un continente. Faccio solo 2 nomi: Alberto La Marmora e il Moris. Moris il botanico è il numero di specie che lui scoprirà in Sardegna, la gran parte endemismi, cioè specie proprie della nostra terra, è esorbitante. Alberto La Marmora, con i suoi 4 volumi del viaggio in Sardegna, ha composto un'opera che ancora oggi è una pietra miliare per chi vuole studiare l'ambiente della Sardegna. Un'opera a 360 gradi che esamina, percorre la Sardegna a piedi interamente, da sud a nord, da est ad ovest, e di tutto ci ha raccontato tutto o quasi tutto. Per cui vedete che l'ambiente ha già un rilievo importantissimo in quell'epoca, percorsa da momenti rivoluzionari che parrebbero poca attenzione dedicassero all'ambiente, che però l'ambiente era una cosa importante. Vi dico solo una curiosità: le prime immagini che avete visto nel video, quei falchetti che volavano sull'acqua, quelli sono falchi della regina e sono una delle ultime specie di rapaci che sono state scoperte, tra virgolette, cioè che sono state classificate. Bene, sono state scoperte da Alberto La Marmora nei mari della Sardegna, perché è una specie mediterranea, non è una specie sarda, ma una specie mediterranea che ha in Sardegna una delle sue roccaforti riproduttive e che non era conosciuta prima che la descrivesse appunto il generale La Marmora. Da questo colleghiamoci più strettamente ad Asproni. Guardate che il concetto di autonomia, come vi è stato presentato oggi e come, ahimè, è poco conosciuto e poco vissuto dalla gran parte dei sardi, ahimè, amministratori in prima fila, è straordinario. E di questa autonomia Asproni è stato il primo vatte, o uno dei primi vatti in assoluto, e ha preceduto di molto i tempi parlando di autonomia, che è qualcosa di completamente diverso, direi di alieno dall'indipendentismo, un'idea che non ha manco mai sfiorato a Asproni, ma neanche i grandi sardi che hanno fatto grande la Sardegna insieme ad Asproni, tutti però insieme sul concetto di autonomia, che vuol dire valorizzare al massimo le differenze in un contesto più generale. E c'è un altro aspetto che è venuto fuori solo in maniera, non direi marginale, in maniera abbastanza forte anche dai toni che sono stati usati nell'intervento precedente, ed è un aspetto ahimè molto doloroso e che molto faceva soffrire Asproni. In questa autonomia uno dei maggiori pericoli, o meglio uno dei maggiori ostacoli per il raggiungimento dell'autonomia sono i sardi, sono le divergenze, le diverse posizioni, quando non le contrapposizioni delle diverse realtà sarde, regione, provincia contro provincia, comune contro comune, Bichinau contro Bichinau. Sono mitiche alcune differenze tra Bitti e Gorofai, senza andare molto lontano.
quelle Pagos, Locos e Disunidos non è così distante dalla realtà. Tutto questo, arrivando ai giorni nostri, ha avuto un rilievo straordinariamente negativo proprio nella difesa di quel patrimonio che abbiamo visto poco fa, di quel patrimonio naturale che fa della Sardegna non quasi ma un continente. E vi faccio alcuni esempi giusto per aiutarci a capire. I grossi sforzi che sono stati fatti, per esempio per realizzare il parco del Gennargentu, non entro in merito alle grandi disamistade che hanno creato, alle grandi contrapposizioni che ci sono state in merito, rimango solo sul fallimento. Uno dei motivi del fallimento della realizzazione del parco del Gennargentu era proprio le differenze tra i comuni, la posizione non univoca, uniti magari nel no, ma con diverse ragioni del no. Vi porto un aneddoto personale. Eravamo a Genova, c'era Mario Melis, a proposito di sardisti, e io stavo facendo la mia relazione in un convegno sul parco del Gennargentu sulle diverse problematiche del perché era necessario comunque in qualche modo tutelare in maniera abbastanza rigorosa l'ambiente della Sardegna. E allora, per far vedere gli eccessi che è bene evitare perché sono assolutamente negativi per quell'ambiente, ho parlato di Cala Luna, una delle spiagge più belle del Mediterraneo, che ad agosto, già allora, stiamo parlando di 30 anni fa, e oggi a maggior ragione subisce un assalto assolutamente intollerabile. Stiamo parlando di 15.000 presenze in un giorno, il che vuol dire un metro scarso di Calaluna a disposizione. Rimini e Riccione al confronto impallidiscono, loro sono attestate su 1,5 metri almeno, fregano Calaluna di mezzo metro. Mentre io dicevo questo, dal fondo della sala una voce: non è vero, massimo 3.000 al giorno. Immaginate in un convegno pubblico il relatore che parla e che si sente contraddetto in maniera vigorosa da un'affermazione del genere. Ovviamente sono rimasto perplesso e anche un pochettino, per cui ho chiesto un po' spiegazioni. Era un amministratore allora della provincia di Nuoro, amministratore di un paese del Golfo di Rosei, allora amministratore che ricopriva un ruolo molto importante nell'ambito del consiglio provinciale, ha preso la parola e ha detto semplicemente testualmente: da Baunei ne partono 3.000, il resto non ci interessa. Guardate che in questo episodio apparentemente banale c'è uno dei problemi più grossi che la Sardegna, ahimè, non ha saputo superare, gli uomini della Sardegna non hanno saputo superare per portare avanti delle battaglie che insieme, uniti, sicuramente avremmo risolto. Vi dico solo, pensate ai trasporti. Pensate a quanto è penalizzata la nostra isola, i famosi viaggi da Nuoro all'ora, e oggi siamo penalizzati, probabilmente affrontiamo lo stesso tipo di difficoltà che affrontava Asproni per arrivare a Nuoro, allora per la mancanza di mezzi, noi per la non disponibilità dei mezzi che abbiamo oggi. Se da quando la regione Sardegna è autonoma tutti i parlamentari dei diversi livelli, dai provinciali ai regionali e a quelli del Parlamento di Roma, si fossero uniti insieme a fare una battaglia comune insieme, noi questo problema non lo avremmo più, sicuramente. Per cui vedrete che è ancora molto attuale questo problema delle differenze, diventa attualissimo nel discorso della protezione dell'ambiente. Oggi in Sardegna ci sono diversi i parchi regionali che non riescono a funzionare e sono commissariati. Il più importante è il parco adesso mi sfugge il nome, del Sulcis, comunque delle foreste del Gutrumanno del Sulcis, che ancora oggi hanno risolto, cioè è nato molto prima del parco di Tepirola, di cui parleremo fra un po', ma ancora oggi o se hanno risolto il problema, non aveva il presidente, hanno risolto da pochissimo tempo proprio per le disamistade tra un comune e l'altro, tra chi doveva decidere quando, come, perché. Ecco
Ecco che allora parliamo di un fatto straordinario che ha voluto proprio che la coincidenza, probabilmente casuale, ma in questi casi il caso è stato un grande alleato per quello che sto per dirvi. Andate a vedere il Parco Regionale Naturale di Tepilora, il primo caso in Sardegna in cui 4 amministrazioni comunali si sono riunite, hanno consultato le popolazioni, Lodè, Posada, Bitti e Torpè, hanno consultato le popolazioni, hanno superato divergenze e ostacoli di grosso livello e insieme hanno chiesto l'istituzione del Parco Regionale Naturale di Tepilora, convinti che fosse uno strumento straordinario non solo per la protezione dell'ambiente, ma per lo sviluppo corretto ed omogeneo di quei territori. E guardate che stiamo parlando di un esempio che non ha uguali. Cioè il Parco Nazionale dell'Asinara, di cui fanno parte un comune e mezzo, Porto Torres e Stintino, ha grossissimi problemi di gestione, proprio per la mancanza comune di intenti di che cosa si vuol fare. A Bitti, a Lodè, a Posada e Torpè questo non è successo e hanno ottenuto un risultato è stata talmente deflagrante questa situazione che hanno ottenuto il risultato che immediatamente è saltato all'attenzione dell'opinione pubblica regionale in generale, ma ha subito fatto un salto di qualità, perché il fatto che sia stato voluto in un certo modo con tanta determinazione dalle popolazioni locali ne ha esaltato perché è nato il Parco di Tepilora. È nato per valorizzare le diverse realtà naturalistiche che sono presenti nel parco. Io con mia uso sempre, quando parlo del Parco di Tepilora, dico sempre il Parco dell'Aquila e del Pollo Sultano, della Zanzara e della Sabbia di Posada, ma anche della Martola di Lodè. Cioè la diversità biologica che è enorme, che è valsa immediatamente al Parco Naturale Regionale di Tepilora il riconoscimento di patrimonio dell'UNESCO, fatto unico e impensabile, che ha portato alla ha tirato verso di sé l'attenzione di, quindi adesso non voglio sbagliare, sono 14 o 15, forse 15 comuni che hanno chiesto di essere inseriti nel parco dell'UNESCO. E guardate bene che il parco dell'UNESCO non porta finanziamenti, non è un parco che favorisce determinate attività, porta solo quel nome, il nome parco dell'UNESCO, che diventa di per sé un volano per le attività, non porta contributo materiale all'attività, ma è un volano per lo sviluppo dell'attività, perché il fatto che sia un patrimonio dell'UNESCO, per esempio dal punto di vista turistico, significa, oggi si muove con internet, come è stato evidenziato diverse volte, uno che deve venire da fuori clicca e se esce parco dell'UNESCO scarta le altre località, inizia a capire dove può andare in quel parco dell'UNESCO. E arrivo alla conclusione. La conclusione è proprio Giorgio Astroni. Vedete come qui, proprio nel suo paese natale, nell'Interland del suo paese natale, la sua teoria, il suo grande cruccio, la sua grande aspirazione dei sardi che uniti possono davvero ottenere risultati straordinari, ha avuto un'applicazione concreta, straordinariamente importante e straordinariamente ricca di frutti a venire. E allora di questo dobbiamo essere contenti, di ricordare oggi Astroni, ma anche di offrirgli questo risultato che il suo paese per primo è riuscito a ottenere. Grazie. Ringraziamo tantissimo Domenico Ruglio. Vorrei a questo proposito sottolineare una cosa che lui ha detto. Allora, in attesa dei tempi migliori, la Sardegna già oggi ha uno strumento, ce l'abbiamo già, non dobbiamo attendere chissà che cosa, ed è lo Statuto autonomo della Sardegna. L'esempio del Trentino
e dell'Alto Adige, che sono riusciti ad ottenere addirittura l'autonomia delle loro province, e dovrebbe insegnarci qualcosa adesso, oggi. Poi l'ultimo riferimento che lui ha fatto al parco di Tepidora, e questo è veramente uno di buon auspicio per la Sardegna, perché potremmo noi davvero trovare tantissime occasioni senza difficoltà di lavoro, sfruttando le nostre risorse. Adesso apriamo però subito il dibattito dando la parola a voi. Allora, gli interventi sono stati tanti, le relazioni sono state tante, abbiamo una rappresentanza del liceo di Nuoro, del liceo Asproni di Nuoro e del liceo Michelangelo Pira, ma ci sono anche i ragazzi delle medie di Bitti che stanno lavorando sul Risorgimento, per cui possiamo dare anche a loro la parola sul lavoro che hanno fatto o sulle loro curiosità. Non precipitatevi, Evidentemente non sono gai patriotati, scoprite presto. Le relazioni che avete sentito, gli interventi che avete sentito, sono stati difficili? Sì? Sentiamo, bravo, spiegaci che cosa non si è capito. Chi è? Come? Ha detto che ha capito tutto. Hanno capito tutto. Attendiamo eventualmente anche le domande dei docenti, sia delle medie che delle superiori eventualmente. Non ci sono domande da parte dei ragazzi. Va bene, se non ci sono domande, ovviamente non forziamo nessuno, possiamo anche chiudere. Ci sono domande? Forse sì, c'è una domanda di un bittese che ha lavorato tantissimo su Asproni, quindi conosce i documenti e le carte. Diamo la parola a Diego Carlo. Buongiorno a tutti. Io non ero in scaletta, non dovevo intervenire, però alla fine di questi interventi, anche dell'ultimo, vorrei fare agli studenti e ai loro docenti tre piccole provocazioni. Partendo dalla questione dell'ambiente, che diceva Domenico Ruio, Asproni si occupava dell'ambiente, in effetti in molti passi descrive dei luoghi magari che attraversa o a piedi o in diligenza o sul treno, ricordate? E qui mi ricollego a quanto voglio dire, descrive per 3 volte nei diari dei luoghi interessati da inondazioni, soprattutto quando va da Napoli a Firenze, anche per la morte di Mazzini mi pare. Nell'ultima fase della sua vita, casualmente, ha mi pare 8 o 12 corrispondenze per il giornale di Napoli per cui scriveva, poi queste corrispondenze sulle piene del Tevere. Voi direte, ma descrivere una inondazione tanto Bichetti, insomma, danni, il fiume esondato, eccetera. No, fa 8 corrispondenze e parte, lui era un grande appassionato degli storici romani, da Sallusti a Tacito soprattutto, e parla di Roma e delle strutture attorno al Tevere, di come i piemontesi che arrivarono a Roma capitale, hanno
distrutto molti monumenti per ricavarne i materiali per costruire i nuovi palazzi del potere pubblico e hanno sottovalutato quelle che erano le difese da opporre al fiume che occasionalmente in determinate stagioni a seguito di forti piogge esondava e faceva dei danni a Roma. Ovviamente fosse successo oggi si parlerebbe di morti e quindi grande eco nell'opinione pubblica. Comunque sono riuscito a trovare queste corrispondenze sulle piene del Tevere e vi dico che sono qualcosa che rivelano intanto una grande responsabilità civile. Lui da uomo pubblico sentiva di essere responsabile anche per queste strutture e opere pubbliche che non si facevano e che andavano a danneggiare proprio la povera gente che abitava magari lì vicino al fiume. I palazzi erano alti, quindi i palazzi dei nobili erano alti, mentre invece la povera gente veniva investita da queste piene, che hanno poi hanno in seguito anche a questa piena dell'inverno 75-76, 1875, sono state fatte profonde modifiche che hanno interessato per esempio gli argini ed è scomparsa la ex via Giulia che porta quasi fino al Vaticano. Grandi cose. Asproni puntualmente, da giornalista, da politico, ma soprattutto da uomo, eccepisce, critica questi mancati interventi e li descrive in maniera minuziosa. Ha fatto anche una carta che è bellissima anche da vedere. L'altra provocazione, trattandosi quindi liceali, ve la faccio sulla lingua. Nel 1955 Asproni va a Londra, ospite della signora Watson, però va a trovare Mazzini e rimane impressionato. Alla fine dice chiaramente che non concordavano su tutto, ed è ovvio, però ne parla come che abbia visto una grande figura. Alla fine annotta nel suo diario molto frettolosamente, devo dire anche che non parlava di Mazzini, dice aveva l'ordine di chiedere del signor Silva, perché Mazzini, come ha spiegato ampiamente il professor Borghesi, non era tanto mal visto in Italia, ma anche all'estero esistevano anche allora le spie, gli spionaggi, gli agenti infiltrati, per cui si cautelava un po', per cui Asproni chiese del signor Silva. Bene, quando esce lui annota nel diario: mi ho dimenticato il parapioggia. Non dice, ma come? Questa forma, questo mi ho dimenticato il parapioggia, sicuramente stona anche a voi, dite ma ha sbagliato. È una provocazione. Asproni scrive circa 50 anni dopo dall'affermazione dell'italiano. Prima sia i documenti ufficiali, soprattutto in Sardegna, erano in spagnolo, in castigliano, talvolta in catalano. Quindi l'approccio con l'italiano era ancora agli inizi. Lo stesso De Santis, di cui parla in altra parte del diario, il De Santis, autore della storia della letteratura italiana e anche deputato, dice, parlava in avellinese, in irpino, non si capiva niente. Eppure era in Parlamento questo signore. Si è parlato di autonomia, si è parlato di Sardegna. Io voglio ricordare aneddoti, che non stiamo parlando di Asproni, ma di una persona che di Asproni non solo ne sapeva tanto, ma si è quasi medesimato in Asproni, del professor Tito Urru. Il professor Tito Urru, fuori dalla convegnistica ufficiale, si appassionava a parlare di piccole patrie, soprattutto con gli studenti, e diceva che taluni luoghi, per esempio Bitti con Giorgio Asproni, Armungia con Emilio Russi, Collinas con Giovanni Battista Tuveri, si identificano, queste comunità si identificano con i loro cittadini più illustri, i quali a loro volta hanno succhiato il latte, hanno preso le caratteristiche nel bene e nel male della loro comunità di origine. Quindi si crea un cerchio
che si risolveva poi. Sicuramente questi uomini hanno avuto delle virtù che potevano anche esportare delle loro piccole patrie, però questa è una provocazione, perché il tema può interessare i ragazzi. Per chiuderla, col professor Orrù veniva spontaneo poi alla fine dire: ma Orrù, il suo paese, e lui, la sua professoressa Paola Maria Arcari, cioè la preside quando stava iniziando ad insegnare a Cagliari, lo chiamava l'Orrolita, cioè l'abitante di Orroli, con riferimento con un altro riferimento classico. Quindi veniva spontaneo a dire: ma quindi Orroli si identifica? No, con un lieve gesto apotropaico indicava: no, il simbolo di Orroli è il nuraghe a Rubiu. Quindi spostato in avanti, chiaramente non voleva essere già identificato perché si sentiva ancora giovane, aveva ancora da dare, però era fortissimo e chiarissimo in lui questo concetto delle piccole patrie, che può, a mio avviso, anche interessare molto gli studenti. Grazie. Ringraziamo tantissimo l'amico Diego Carro di Pitti, che, come avete sentito, conosce molto bene le carte asproniane. Posso anche un'osservazione? Sì, certo. Non è un intervento, è un'osservazione. Cioè, pronare che vabbè, io ho pensato di essere scapitato in un congresso patriottardo, ma comunque è un'impressione mia. Però ho un'informazione a suo alunno. Asproni in Italia avesse stato solo 6 anni, tutto il resto sapete che in Sardegna, visto che viene dal 1361, questa carta geografica parte scritto Sardegna, e su un rivo più lungo della Sardegna, e di po', cioè quindi noi siamo andati tutta l'Italia, eccetera, eccetera, però viene dal 1361, che le canne prima di morire Asproni, praticamente Asproni in Sardegna. Cavour, occhiata la carta d'identità, il numero aveva scritto mica Italia, Sardegna, aveva scritto. Asproni, che è nata a Londra, è stata questa carta d'identità rilasciata, questo documento di identità rilasciato in Sardegna, non in Italia. Questo è un po' completezza di informazione, prima del grande inganno. Grazie. L'intervento, non l'abbiamo presentato, è di Bustiano Composto, altro esponente autorevole dell'indipendentismo sardo, che ringraziamo per la sua presenza e che ha portato una voce fuori dal coro, da pittese, quindi autorevole, all'interno di quella polemica sollevata dopo il 28 aprile. C'è un altro pittese che probabilmente ha intenzione di parlare ed è un pittese molto autorevole, professore che veramente rappresenta ancora oggi un riferimento per tutti noi, ed è il professor Bacchisio Bandino, al quale diamo volentieri la parola. Ma come insegnante mi interessava di questo dibattito gli effetti su di voi, cioè che cosa accade in voi nell'ascolto, che cosa ritenete, la retentina, di modo che la parola ascoltata poi produca studio, interesse, dibattito, che si riversa nella scuola, ma anche nella famiglia. Di ogni messaggio ciò che è importante è quanto guadagna il destinatario. Voi siete destinatari di questi incontri. Sarebbe interessante, anche se avete un po' di timore ad intervenire, dire che errore der Gonz, però ciò non vuol dire che non dobbiate, come dire, fare tesoro di ciò che avete ascoltato e tentare di produrre, si dice produrre senso, cioè produrre interessi, significati a scuola, stimolando anche voi, gli insegnanti oltretutto,
per saperne di più. E che cosa vi interessa? Non tanto un sapere storico, anche. Beh, se non conoscete la storia è fondamento fondamentale, non potete andare avanti, la storia è fondamentale. Però ciò che interessa non è soltanto il fatto storico, è il fatto umano. Chi customine di vizi? Giorgia Sprone, Itegeriata, Itanato, poi t'agherrato. Agherrato promene oie, studenti in vizi. Avete ascoltato? Tutti i giorni non hanno nato, canti importanti. A me interessava che voi facciate proprio vostro, anche a 13 anni, a 15 anni, a 20 anni, facciate proprio vostro questi ascolti, per dire che cosa mi insegna Giorgia Sprone. Perché io oggi nel 2017 mi pongo questi problemi della statualità, per dire, cioè sono cittadino italiano, sì, e la mia regione è sarda, ma la regione mia sarda è una nazione. È una nazione. E che cosa vuol dire una nazione? Cosa vuol dire che la Sardegna è una nazione? Elaborare questo concetto. E questa nazione potrebbe diventare uno Stato? Beh, elaborate questo concetto. E in quanto nazione, qual è la mia identità? Tu, la tua identità sarda. Ora parlo a Giovanni, a Carlo, a Federico, a Simone. La tua identità sarda c'è. Se non c'è identità sarda, non ci può essere identità globale. E se non c'è identità globale, non c'è identità sarda. Tu sei nuorese, bitese, veronese. Se non sei profondamente del luogo, dei problemi del luogo, della famiglia, comunità, scuola del luogo, non ti puoi confrontare col mondo. E se non ti apri al mondo, non vivi realmente la tua realtà locale. Per cui vedete quanto è importante avere un'identità locale per poter comunicare col globale. Quindi niente frasi fatte, ma io sono cittadino del mondo. E da che rimane? Quando avevo scritto quel libretto 20 anni fa, Lettera di un giovane sardo, l'ho presentato in 50 scuole in Sardegna e mi diceva: ma io non mi riconosco in questo libretto, io non sono Lettera di un giovane sardo, quel sardo non mi piaceva, io sono cittadino del mondo. E ho detto: bellissimo. E in che senso? Mi fa piacere, questa è una bella risposta, perché sei cittadino del mondo. E pausa. No, perché in concreto adesso non articolare i concetti, dimmelo così, anche. E non riuscivo ad articolare una frase, perché quel cittadino del mondo era una frase. Alla fine gliel'ho detto io: sai perché sei cittadino del mondo? Perché hai i pantaloni Levi's, i blue jeans, la maglietta Lacoste e le scarpe Timberland allora. E aveva ragione. In effetti il suo coetaneo di Parigi e di Los Angeles aveva pantaloni Levi's, la maglietta Lacoste e le scarpe Timberland. Vedete come si diventa cittadini del mondo? Se non che è una cosa molto triste se voi siete cittadini del mondo per questo, per un abito esteriore che il capitalismo mondiale vi propina quasi psicologicamente, costringendovi a comprare questi oggetti. Ma la tua identità è un paio di scarpe, un pantalone blue jeans, la tua identità. E allora ecco il messaggio delle ragazze dell'Ogliastra che sono andate in uno scambio di scuole a Parigi. In quanto ogliastrine comunicavano con le colleghe, con le ragazze
paregine. E le paregine erano interessate. Ma che bello questo mondo che ci presentano dell'Ogliastra, come natura e come cultura. E rimanevano affascinate, perché comunicavano un'identità autentica, vissuta dentro, nel luogo e dentro se stesse. Allora quelle erano affascinate e le ogliastrine erano meravigliate di questo mondo parigino che le loro coetanee rappresentavano. Eccola la comunicazione, e che si comunica se si è diversi e comunicanti. Se si è soli, chiusi nel proprio ambiente, non va bene. Se si è cittadini del mondo, non va bene, perché quella cittadinanza è da conquistare, e la conquisti iniziando ad essere cittadino del luogo, coscienza di cittadino del luogo, diritti e doveri di questa cittadinanza, apertura culturale e mentale a una comunicazione allargata. Allora si costruisce identità. Allora, concludo, si è consapevoli del messaggio di Giorgio Scott. Grazie professor Pandini. Se non ci sono interventi da parte dei ragazzi, eccolo, benissimo. Quindi buongiorno a tutti. Vorrei fare una domanda al professor Borghesi, perché è lui che si è occupato di questo concetto. Vorrei chiedere in che modo la vittoria di Cavour e di Vittorio Emanuele ha influito sulla situazione italiana di oggi. Allora, io parlo per 35 minuti e dà fastidio a me il suono della mia voce, quindi adesso cerco di risponderle il più rapidamente possibile. Primo, la vittoria di Cavour e di Vittorio Emanuele ha configurato uno Stato nel quale la sovranità popolare era uno sfondo. La stragrande maggioranza del popolo italiano non era coinvolta nella determinazione delle scelte politiche neanche a quel livello talmente elementare che oggi buona parte dei cittadini italiani ne fanno pure a meno, che è mettere la scheda elettorale nell'urna. La legge elettorale del 1861, che è la legge elettorale del Piemonte, o se preferiamo la legge di Sardegna, in cui la Sardegna contaria, Zucchi contaria, attribuiva l'elettorato attivo a chi pagava un certo tanto di tasse, che era molto alto, ai laureati e agli ufficiali dell'esercito. Allora, vi invito a prendere, a parte i prodotti storiografici più recenti, ma proprio a portata di mano di tutti, la voce su Pitti del dizionario storico-geografico degli Stati Sardi, curato da uno studioso piemontese che si chiama Casalis, ma le cui voci sono scritte, sono curate per la Sardegna dalla parte di Vittorio Angius. Andate a prendere la voce su Pitti, che fotografa la situazione di questo paese, che era uno dei più importanti della zona, perché guardate che noi oggi siamo abituati a provincia di Nuoro. Nuoro, questo lo dice molto bene anche Salvatore Satta, con buona pace dei nuoresi eventualmente presenti, fino a quando non ci viene fissata la sede vescovile e soprattutto fino a quando non ci va prima la provincia, non quella del 26, quella precedente del 59, e poi la sottoprefettura, era un paese filiale. Giovanni Maria Angioli, quando all'inizio dell'Ottocento costruisce un progetto di Repubblica Italiana sorella di quella francese, il capoluogo del Departement della Sardegna interna non lo mette a Nuoro, lo mette a Lorena, lo mette, e Bitti non era molto di meno. Andate a guardare nel 1835 quanti a Bitti, paesi tradizionalmente laureati dei dottori, io sono cresciuto da queste parti sapendo che Bitti e Orune erano i paesi dei laureati, e d'altra parte nella mia scuola però i miei insegnanti erano
Olunesi e Pittesi, con larga prevalenza dei secondi. Andate a guardare quanti erano alfabetizzati, cioè quanti potevano votare a Pitti. Cosa vuol dire essere cittadino italiano se non potevi nemmeno votare? E questa è una situazione che rimane intatta fino al 1892, dopo la vittoria della sinistra asproniana, che poi è una sinistra che fa tanti di quei danni che la metà anche alla Sardegna, che la metà basta, ma questo Asproni non lo poteva sapere anche perché è morto un mese e mezzo dopo che la sinistra storica ha vinto le elezioni. Fino al 1882, poi per far votare tutti, compresi gli analfabeti, si è dovuti arrivare al 1913 e per far votare pure le donne, che notoriamente non hanno il cervello sufficiente per poter esercitare i diritti civili, si è dovuti arrivare al 1946, come giustamente dice la Francesca prima. Questo è un primo effetto. Il fatto che lo Stato italiano non si fonda sul consenso, sul coinvolgimento della grande maggioranza dei suoi cittadini. Volete un esempio? Al contrario, andate a guardare la storia della Terza Repubblica francese, che non è uno Stato socialista, tutt'altro, nasce dalla sconfitta e dal massacro di uno dei primi esperimenti di Stato socialista, che era il Comune di Parigi. Andate a guardare cos'è la Terza Repubblica, il cui funzionario principale è l'instituteur, è il maestro elementare. Cosa investe in realtà nell'istruzione pubblica? Com'era l'istruzione pubblica a Pitti, nella seconda metà dell'Ottocento? E a Orani? E a Lula? E a Nortilli? Dove vivevano esseri umani, mica bestie. Io vi posso dire una cosa, io ho molta dimestichezza con i ruoli matricolari, cioè con i documenti dell'esercito dove vengono annotate le caratteristiche dei ragazzi che vengono chiamati alla leva. Diciamo che ci ho più sulla seconda guerra mondiale perché è di quello che mi occupo. La maggior parte dei soldati sardi che partono per la seconda guerra mondiale sanno leggere e scrivere. La stragrande maggioranza dei soldati che partono per la prima guerra mondiale e lasciano la loro pelle sui campi, mentre vanno via, desidero ringraziare le ragazze del liceo Asproni per la grande attenzione che hanno dimostrato. È veramente bello parlare di questo genere. Chiudo rapidissimamente. Andiamo a guardare qual è stata l'attenzione verso le periferie, verso il sud, da parte, e chiudo su questo, di un governo ferocemente centralista in cui non esisteva il governo locale. Allora, quando noi parliamo di centralismo, di corruzione dell'amministrazione, di assenza dello Stato dalla Sardegna e dal Sud, quando parliamo di mentalità autoritaria, quando parliamo di tutte quelle di mancata crescita civile, di quegli elementi che poi non dimentichiamo in Italia portano a un nodo enorme che si chiama fascismo, noi parliamo di una verità di quel tipo di risorgimento che ha vinto. E quando andiamo a guardare all'Italia di oggi, ivi compresa la mancanza di un'identità nazionale, che oggi è diventata negazione, non tanto da parte di una periferia come è la Sardegna, quanto da parte delle regioni intorno a cui si è costruito lo Stato nazionale, perché guardate che sardi nel risorgimento ce ne sono stati abbastanza pochi. Ma se voi andate a guardare i mille sono prevalentemente lombardi e veneti di quelle regioni dove oggi prevalgono opzioni politiche che in qualche modo chiedono uno scorporo dall'Italia. Quando parliamo di distanza fra governanti e governanti, quando parliamo di scarsa moralità nella vita pubblica, noi stiamo parlando dell'Italia costruita da Cavour e da Vittorio Emanuele. E se voi andate a leggere gli Asproni, in attesa dell'antologia del diario sul libro bellissimo che ha fatto il liceo a Nuoro, voi trovate il contrario e capite quale sarebbe potuta essere la storia di questo paese e quale dovrà essere quella del paese che si costruirà su queste macerie. E tenete presente che se su queste macerie si costruirà una repubblica indipendente dalla Sardegna, se semplicemente allo stellone si sostituiranno i quattro mori e poi le cose andranno come prima,
fra 100 anni a Bitti ci sarà qualche pronipote nostro e vostro a registrare ancora un fallimento. Grazie Borghesi. Ci sono altre domande? Sì, un'altra, bravo, vieni. No, ecco il microfono. Buongiorno. Quindi se Giorgio Asproni è molto importante. Vai. È molto importante per l'Italia, come mai nel libro di storia non c'è? Ecco, bravissimo, bellissima domanda, bravo. Bravo. Altro, certo. Pronto? Altro? No? No? Scusi. Chiedo scusa, ma l'ultimo intervento mi è sembrato un po' partigiano. Una cosa è dire la verità, l'altra cosa è distorcere la storia. Che cosa si poteva fare nel 1960, nel 1860 con il 95% di analfabeti, con 8 stati o quanti stati erano, ciascuno con una tradizione di 1000 anni. Ma non ho capito, è stato fatto un miracolo da Cavour. Un miracolo, una truffa. È un miracolo. Sì. Altre domande? Prima di dare la risposta. Allora, alla prima domanda che ha fatto il ragazzo, immagino, delle scuole medie di Bitti, possiamo dare questa risposta. In parte l'abbiamo detto anche prima, negli interventi iniziali, e cioè chi dice la verità disturba, chi non si allinea disturba e quindi va messo a parte, va marginalizzato, capito? E Asproni è stato messo da parte perché disturba, ancora oggi disturba. Prima ti ho ricordato, forse voi non avete seguito tutta questa polemica, ma sai chi si è opposto oggi alla celebrazione di Sadia e Sardegna associata a Giorgio Asproni? I sardi. Alcuni sardi si sono opposti. Ecco, ma chi sono questi che si oppongono? Diciamolo così, riprendendo un concetto che ho proposto nel mio intervento iniziale, e cioè chi non ama la verità, chi ama più le sue idee della verità. Perché se noi fossimo veramente innamorati della verità, come minimo ci andremo a leggere le cose che ha scritto Giorgio Asproni e lì scopriremo che cosa che diceva. Ecco, a questo proposito, vi ripeto, non andate via perché prima vi daremo il libro, così conoscerete proprio le cose che scriveva e diceva Giorgio Asproni. Di quel libro vi raccomando in particolar modo l'ultimo capitolo, l'eredità morale e politica. Lì è lui che parla, non sono i suoi interpreti, e lì capirete perché disturba Giorgio Asproni e perché è stato messo da parte. Ecco, in quel capitolo trovi la risposta. Poi c'è sulla seconda c'è ovviamente il professor Borghesi che darà la risposta. Telegraficamente rispondo io. Allora, sul superamento della frammentazione politica tutti erano d'accordo. Era d'accordo anche Carlo Cattaglia, che ovviamente non era d'accordo su tutto il resto. Il problema non è questo. Il problema è, tant'è vero che su quello lo stesso Mazzini a un certo momento, diciamo tatticamente, converge con Cavour, che Mazzini detestava
più di quanto lo detestasse Asproni ed era ricambiato con gli interessi. Il problema è il modello di Stato che si voleva costruire. Il modello di Stato che si voleva costruire non si è limitato a superare la divisione, cosa senza dubbio positiva, ma ha imposto fin dall'inizio, fin dalle sue origini, fin dalle leggi speciali del 1859, un accentramento che per un paese che aveva non una tradizione millenaria, ma poco meno, di governo locale è stato micidiale ed è stato un impoverimento terribile, la piemontesizzazione del paese, e soprattutto è stato micidiale per il Sud, che non ha avuto gli strumenti per opporsi alle scelte soprattutto economiche disastrose. Dopodiché, quando io dico che lo Stato italiano si fonda su una rappresentanza ristretta che non riesce a coinvolgere i cittadini, che cosa bisogna fare? Bisogna fare come la Terza Repubblica francese, che era una repubblica borghese, non meno borghese di quanto lo fosse lo Stato italiano, ma che il suffragio universale maschile era da molto prima, ma che le scuole le fa funzionare, ma che mette in atto un'operazione di nazionalizzazione delle masse che le consentirà di reggere a una prova terribile come la prima guerra mondiale, perché se a Pitti ne sono morti 99 in guerra, i francesi ne sono morti 1.400.000, il doppio degli italiani. Questo si poteva fare, questo volevano i democratici, questo gli altri impongono che non venga fatto, e questo è uno dei motivi per cui l'Italia oggi ci sta crollando sotto i piedi, cosa della quale qualcuno può anche essere contento. Io personalmente ritengo che l'Italia sia stata un progetto politico estremamente serio e anche estremamente dignitoso, ma soprattutto un progetto sul quale è necessario riflettere qualsiasi cosa si voglia costruire dopo. Uno scioglimento dello Stato nazionale italiano dell'Europa, una costruzione di piccole patrie, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie professor Borghesi. Altre domande? Mi raccomando, non andate via, anche perché c'è adesso il rinfresco subito dopo. Ripeto, vi daremo i libri. Possiamo chiudere in questo modo. Possiamo paragonare quello che è accaduto in questa giornata a una semina. Il tempo ci dirà se questa semina darà buoni frutti. Siamo certi che darà buoni frutti. Altre cose non mi